Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Disagi quotidiani e rincari in arrivo e polemica tra gli automobilisti che ogni giorno devono affrontare code e deviazioni lungo l'autostrada dei Laghi. L'ultimo episodio è avvenuto ieri sera con la chiusura del tratto fra Varese e Gallarate e ancora fra Lainate e Milano. Intanto a livello nazionale si parla di possibili rincari dei pedaggi. Tutti i dettagli nel servizio di Massimo Rovati. Dopo carburante, bollette e cibo arrivano anche i rincari dei pedaggi autostradali. Da fine giugno Autostrade per l'Italia si appresta a far scattare un aumento dell'1,5%. La decisione è solo in fase istruttoria e sarebbe presa dalle autorità competenti dopo 4 anni di blocco. Ma insomma si tratterebbe dell'ennesimo rincaro dopo energia e materie prime. I consumatori di Assoutenti hanno già annunciato un ricorso al TAR del Lazio. E mentre si discute di aumenti nei pedaggi, nel Varesotto e nell'Alto Milanese gli utenti dell'autoraghi sono sempre alle prese con i disagi. È il caso della scorsa notte, quando la 8 è rimasta chiusa da Gazzada fino a Gallarate. Nonostante l'ora non certo di punta, molti automobilisti si sono trovati imbottigliati nel serpentone di auto che, dalle 21, è stato costretto a uscire dall'autoraghi e imboccare la viabilità ordinaria per recarsi verso Milano. Il motivo? Una serie di controlli ai cavalcavia e ad altre strutture. E per chi viaggiava verso Milano, ulteriore amara scoperta. Nella stessa fascia oraria, dalle 21 fino all'alba di oggi, l'autostrada è stata chiusa dalla barriera di Milano Nord, costringendo gli automobilisti ad allungare il tragitto in tangenziale ovest, eppure a pagare un pedaggio più salato. E sempre in tema di viabilità, a Varese sono entrati nel vivo i lavori in Viale Borri per la nuova rotonda di Largo Flaiano. Vediamo il servizio di Barbara Zanetti. Ci troviamo all'incrocio tra Viale Borri e Largo Flaiano, dove sono entrati nel vivo i lavori per la realizzazione della campata del ponte per la nuova viabilità di Largo Flaiano. Questa mattina, come potete vedere, sono arrivati i primi, chiamiamoli super pali di ferro che serviranno per rinforzare la massicciata verso la ferrovia e che stanno per essere posti lungo il tratto di Viale Borri più vicino a Largo Flaiano. Si tratta di grandi cilindri in ferro lunghi 18 metri e con un diametro di circa 80 cm. Ne dovrebbero essere posti circa una trentina su questo lato e probabilmente una trentina anche sul lato opposto. Lutto a Fagnano Lona per la morte di Matteo Parravicini, 26 anni, figlio del farmacista di Bergoro. Il giovane, che lo scorso anno si era laureato proprio in farmacia, ha lottato a lungo contro una malattia che ieri non gli ha lasciato scampo. Oggi sarà celebrato il funerale alle 16 nella chiesa parrocchiale di San Gaudenzio. Tra i primi ad apprendere la tragica notizia il sindaco Marco Baroffio, che in serata ha fatto visita alla famiglia e durante il consiglio comunale ha chiesto di osservare un minuto di silenzio. Passiamo alla politica. Il governatore Attilio Fontana ha ribadito la propria disponibilità a ricandidarsi alle prossime elezioni regionali. L'annuncio dell'ex sindaco di Varese è arrivato oggi con un post su Facebook. Ho confermato la disponibilità a continuare il mio lavoro per la grande comunità lombarda, che è molto più di una regione, ha scritto Fontana, citando i progetti in cantiere come le Olimpiadi del 2026 e la riforma della sanità. La presa di posizione da parte del governatore è arrivata all'indomani dei rumors sulla possibile candidatura di Letizia Moratti, attuale vice di Fontana e assessora al welfare. E chiudiamo con un progetto realizzato a Varese, dove gli studenti dell'Isis Newton hanno realizzato appunto un orto estivo. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di Adriana Morlacchi con immagini di Agenzia Blitz. In estate mi occupo dell'orto della scuola. Questa è la scelta fatta da una quarantina di studenti del corso di Agricoltura, Sviluppo Rurale, Valorizzazione del Territorio e Gestione delle Risorse Forestali e Montane, attivato all'Isis Newton di Varese. Gli studenti faranno i turni per prendersi cura dell'orto didattico di Via Truno, tagliando l'erba, tenendo sotto controllo la crescita delle vigne e cogliendo la frutta e la verdura mature. E così, di buon mattino, prima del solleone, ecco i giovani entrare in azione con i guanti, le forbici e tutti gli strumenti del mestiere. Questo alla vigilia di un anno scolastico che vede l'attivazione di 2 sezioni del corso di agricoltura, anziché di una.
Che sempre più giovani, complice la guerra in Ucraina e la carenza di grano e altri alimenti, vedano il loro futuro nell'agricoltura? E questa era l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19 e una buona giornata.